Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Scoperta un'organizzazione ombra infiltrata in grandi appalti pubblici. Nell'inchiesta della DDA di Messina c'è Francesco Scirocco, imprenditore già condannato per mafia. Le opere venivano realizzate senza tenere conto della sicurezza. Oggi la Camera ardente per Alessandra Frazzica, 21 anni, la più giovane delle vittime del crollo della palazzina Pistunina a Messina. Al 7° giorno di ricerche mancano ancora 2 dispersi. Vivere con l'AFO in città e caccia alle zone d'ombra, alle fontanelle e ai negozi climatizzati. Stangata sui biglietti dei traghetti per raggiungere le isole minori, aumenti del 18% dal prossimo lunedì. La denuncia di Federalberghi ritiene l'aumento inaccettabile. I tanti volti di Catania, dalla casba di Cibali, un dedalo di viuzze suggestive all'abbandono di Piazza Europa. Addio a Francesco Guccini, il cantautore modenese che definì la Sicilia terra generosa e piena di amicizia. Calcio e allenamento mattutino per il Catania Norcia, si lavora in vista del match di Vicenza di sabato con una certezza, la difesa a 4. In gruppo anche il nuovo acquisto per Rotta. È ufficiale, Gabriel Strefez, un nuovo calciatore del Palermo, sta già volando verso l'Australia per aggregarsi ai nuovi compagni impegnati nella tournée estiva. Dunque è stata smantellata un'organizzazione in grado, secondo la direzione distrettuale antimafia di Messina, di infiltrarsi nei grandi appalti pubblici e realizzare opere non a norma. 12 le misure cautelari. Sentiamo Desiree Ferlito. Le imprese vincevano gli appalti, ma i lavori finivano di fatto nelle mani della mafia. Al centro dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina, che ha portato i carabinieri del nucleo investigativo a eseguire 12 misure cautelari, c'è Francesco Scirocco, un imprenditore di 61 anni già condannato in via definitiva per mafia e vicino al clan dei Barcellonesi. Gli indagati sono accusati di aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata a gestire la fase esecutiva di importanti appalti pubblici, come il Consorzio Autostrade Siciliane, CAS, l'Ufficio regionale del Genio Civile di Trapani, il Comune di Brolo. L'indagine nasce dalla denuncia nel 2021 del rappresentante di un consorzio di impresa. Durante un sopralluogo in un cantiere per lavori di difesa della costa aveva notato la presenza dell'imprenditore messinese Scirocco, che pur non avendo alcun ruolo ufficiale impartiva indicazioni nel cantiere. Secondo gli investigatori il sistema era semplice quanto efficace. Le imprese che si aggiudicavano formalmente i lavori li affidavano poi illegalmente a una vera e propria organizzazione ombra che metteva a disposizione operai, mezzi e attrezzature, controllando di fatto l'esecuzione delle opere. Ma secondo gli investigatori il sistema non serviva solo a controllare gli appalti. Per ridurre i costi e aumentare i profitti sarebbero stati utilizzati materiali non conformi, impianti di illuminazione diversi da quelli previsti nelle gallerie, materiali di qualità inferiori sui cavalcavia e manodopera irregolare, con possibili ricadute anche sulla sicurezza. Per ripulire il denaro, l'organizzazione avrebbe inoltre utilizzato un sistema di false fatturazioni per forniture di carburante mai effettuate. Camera ardente al Policlinico di Messina per Alessandra Frazzica, la più giovane vittima della tragedia di Pistunina. Intanto, a distanza di 7 giorni dal crollo, non si trovano ancora 2 dispersi. Roberta Lunghi. È stata aperta nella cappella del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina la camera ardente per Alessandra Frazzica, la più giovane delle vittime del crollo della palazzina di Pistunina. La direzione dell'azienda ospedaliera universitaria ha messo a disposizione la cappella per consentire ai familiari, amici e cittadini di raccogliersi in un momento di preghiera e di dare l'ultimo saluto alla 21enne. I funerali della giovane, che lavorava nel bazar cinese e studiava all'Università di Messina, saranno celebrati domani alle 16:30 nel Duomo.
Per l'occasione il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino. Le prime autopsie hanno accertato che Alessandra Frazzica è morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nel crollo. Per Carmelo Leone saranno invece necessari ulteriori esami per chiarire le cause del decesso mentre proseguono gli accertamenti sulle altre vittime recuperate. Intanto continuano senza sosta le operazioni di ricerca tra le macerie dell'edificio crollato nel rione Pistunina. Per il 7° giorno consecutivo, vigili del fuoco e squadre di soccorso sono impegnati nel tentativo di individuare gli ultimi 2 dispersi, Santino Magazzù, marito di Rosa Leone, e il collaboratore domestico Lairu. Finora sono 4 le vittime recuperate. Parallelamente proseguono anche le indagini della procura per ricostruire le cause del crollo. È stato interrogato Pasquale Dalì, l'imprenditore edile indagato per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, che ha ribadito di trovarsi sul posto esclusivamente per verificare alcuni pilastri e di non avere ancora avviato alcun intervento. Ero lì casualmente, sono una vittima, ha dichiarato agli investigatori. Intanto tutta l'Italia e anche la Sicilia convive con questa cappa di afa a Catania e Caccia, alle zone d'ombra, alle fontanelle o ai negozi climatizzati. Tonino De Mano. 27 bollini rossi su 27, record in Italia, tutte le città monitorate sono alle prese con l'ondata di caldo e noi siamo in via Etnea a dimostrazione di quanto detto, che la gente sfugge alla calura o quantomeno cerca di farlo, sono i marciapiedi. Alla mia destra il marciapiede al sole praticamente deserto, dall'altra parte il marciapiede all'ombra e come potete vedere ben affollato. Infatti vado dopo lì dentro, nell'aria condizionata. E caccia aperta alle zone d'ombra, alle fontane e ai negozi climatizzati. Chi si avventura all'aria aperta cerca disperatamente rimedi per resistere all'afa. A Catania, passaggio obbligato a Villa Bellini, ma anche sotto gli alberi il caldo e l'umidità si fanno sentire. Più che camminare si vaga ed allora anche un ventaglio può essere fedele alleato. Dà un po' di sollievo, un minimo, però ci fa respirare un pochino. E poiché c'è caldo per tutto il giorno, lei sta tutto il giorno così oppure? No, dove c'è un'aria verde così cerco di riposare il braccio. Visto che la signora si è stancata a usare il ventaglio, lei sta da buon galantuomo. Faccio da galantuomo, da cavaliere. Sono ore, specie quelle centrali del giorno, difficili da affrontare perché il sole picchia, ma il caldo non ferma l'entusiasmo di questi ragazzi, in questo caso in attesa da ore per il concerto di Shiva. Residenti e turisti passeggiano in via Etnea, naturalmente nel marciapiede all'ombra. Caldo, sono sudato dappertutto. Per fronteggiare l'emergenza caldo i soliti rimedi: bere tanta acqua, consumare cibi leggeri, evitare di uscire tra le 11 e le 18. Consiglio specie rivolto agli anziani. Le vale perché esce? Esce perché fai in giro? Una cosa da non fare: correre sotto il sole a picco, rigorosamente sconsigliato, almeno in questa torrida estate. È la 4ª ondata di calore di quest'estate, con temperature che in alcune città hanno superato i 40 gradi, avvertono i meteorologi durerà almeno altri 10 giorni, cioè fin dopo Ferragosto. Un'enorme quantità di calore che al nord, come rovescio della medaglia, porterà anche forti temporali. Per tornare a respirare bisognerà dunque attendere. Domani saranno ancora 26 le città col bollino rosso di allerta caldo del Ministero della Salute, per scendere a 21 sabato 8 agosto. La temperatura percepita resterà però sempre sopra i livelli di guardia. Una turista toscana di 27 anni è stata salvata da 3 militari fuori servizio dopo che era stata colta da un malore mentre si trovava in acqua. È successo a Cefalù durante la manifestazione dell'Intinna a mare. 2 carabinieri e un soldato si sono tuffati e sono riusciti a riportare a galla la ragazza che aveva perso conoscenza e stava annegando. Stangata sui biglietti dei traghetti per raggiungere le isole minori, si parla di aumenti del 18% a partire dal prossimo lunedì. Il servizio. €1 in più per i residenti, anche 4 per i turisti, a tratta. Raggiungere le isole minori sarà più caro dal 10 agosto, ha annunciato l'aumento del 18% dei prezzi dei biglietti dei traghetti. La comunicazione è stata inviata dalla società di navigazione siciliana, secondo cui l'aggiornamento del listino si è reso necessario a causa dell'aumento dei costi operativi, in particolare del carburante, e dell'assenza di misure di sostegno per il settore. Questo significa che se ad esempio oggi per raggiungere Lipari da Milazzo spendiamo da turisti €27, lunedì
Lunedì ne spenderemo più di 30 solo ad andare. Se fossimo residenti ne pagheremmo quasi 6 a fronte degli attuali 5, sempre a tratta. I rincari interessano sia i passeggeri sia il trasporto dei veicoli. Inaccettabile, secondo Federalberghi Isole di Sicilia. Riteniamo che il presidente Schifani, l'assessore Arricò, il ministro Salvini debbano intervenire prontamente per sterilizzare questo aumento. Abbiamo inviato una PEC formale nella giornata di ieri perché si tratta di servizi pubblici che garantiscono la continuità territoriale e la mobilità dei cittadini delle isole minori. Intanto da Porto Empedocle il Costanza primo traghetto di proprietà della regione siciliana, molla gli ormeggi per la sua prima traversata notturna alla volta di Lampedusa. In grado di trasportare fino a 1000 passeggeri e 200 autovetture, da subito in servizio permanente per un collegamento quotidiano con i residenti delle Pelagie, lavoratori pendolari e turisti. Arriva l'ok del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo Stretto. L'Assemblea con voto unanime ha dato il via libera alla successiva fase della progettazione esecutiva. Lo comunica una nota del MIT, il Ministero dei Trasporti. Gli ambientalisti parlano di norme ad hoc approvate con decreto legge e quindi con presunti requisiti di necessità ed urgenza. A Catania c'è un quartiere dove il tempo sembra essersi fermato, un borgo che ricorda le medine del Mediterraneo, è la Casba di Cibali. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Strade minuscole come la suggestiva via Gelsi Bianchi si snodano tra case terrane e corti comuni. Un tessuto urbano unico, quasi un quartiere nel quartiere. È la Casba di Cibali. Un luogo nascosto, uno dei più antichi e affascinanti di Catania, un microcosmo dentro lo stesso quartiere. Questo fitto labirinto di vicoli stretti evoca l'atmosfera intima delle medine nordafricane e dei vicoli più antichi del Mediterraneo. Pochi residenti, quasi tutti, sono nati e cresciuti qui. Io avevo 86 anni che abito qua, perciò è gente di questo quartiere che non si notte a correre. Il tempo sembra essersi fermato, il rombo delle auto, il caos della città non può penetrare in questa oasi di silenzio, luogo ideale per passeggiate culturali e per chi cerca itinerari urbani alternativi, spaccati di memoria della città fuori dai classici percorsi turistici del centro barocco. Alcuni di voi residenti vi siete riuniti nell'associazione Casba di Cibali, perché? Perché amiamo il nostro quartiere, lo vogliamo fare conoscere perché c'è tanto da scoprire. Oggi la Casba vive una fase di riscoperta, i murales colorano e abbelliscono le pareti dei vicoli, mentre alcune abitazioni storiche sono state ristrutturate. Attraverso eventi mirati si cerca di mantenere viva la sua memoria storica. L'associazione si occupa anche della manutenzione dello storico lavatoio pubblico di Cibali, uno dei simboli dell'identità popolare della zona. Tutto a 2 passi dalla chiassosa piazza Bonadies. Dai tanti volti a Piazza Europa, un tempo salotto buono della città, adesso regnano degrado e incuria. Tonino De Mano. Per il declino di Piazza Europa, un tempo salotto buono di Catania, si potrebbero selezionare diverse immagini simbolo. La caratteristica fontana a secco con gli immancabili rifiuti della vasca, l'alloggiamento per il defibrillatore, mai arrivato, utilizzato come cestino, ovviamente traboccante, le panchine smart vandalizzate insieme al sistema che doveva servire ad irrigare le aiuole, naturalmente in sofferenza per il caldo di questi giorni. Esempi lampanti di una piazza, ostaggio dell'incuria e dell'inciviltà, dove le scene di degrado sono ormai consuetudine. Non siamo qui a puntare il dito contro nessuno, ma il nostro intento è quello di cercare di restituire decoro ad uno dei luoghi simbolo di Catania. Complice l'alto tasso di umidità e il caldo, sono in pochi ad aggirarsi in Piazza Europa, ancor meno quelli che utilizzano le panchine, tra l'altro distrutte e quindi pericolose. Idea carina, però se il risultato è che ci siano tutti questi vetri a terra poi risulta solo pericoloso, più perché è frequentato da tante famiglie, la sera succede quel che succede e poi il risultato è questo. Sono tutte le panchine in cui uno non si può sedere perché sono frammenti di vetro, bottiglie rotte
erba in tutti i posti ed è un'organizzazione sbagliata. Questo ragazzo suggerisce un'idea per fronteggiare la grande calura nelle città, magari ripensando ad una piazza diversa con meno cemento e più verde. Depavimentare, non so se è qualcosa di fattibile, non sono un ingegnere civile, ma facciamo respirare questa terra. La frescura della fontana avrebbe aiutato, ma da queste parti l'acqua non zampilla da un po'. A Caltanissetta un uomo ha aggredito la moglie in strada, sotto gli occhi del figlio minorenne la donna è riuscita a sottrarsi alla violenza rifugiandosi nell'abitazione di una vicina dove ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco con l'omaggio a Pippo Baudo e l'addio a Francesco Guccini. A tra poco. L'addio a Francesco Guccini, il cantautore modenese che definì la Sicilia terra generosa, calda e piena di amicizia. Tanti i suoi concerti nell'isola. Adelaide Barbagallo. Dio che muore nei campi di sterminio di amore. Anche la Sicilia piange Francesco Guccini, il cantautore modenese scomparso all'età di 86 anni che ha segnato le vite e le speranze di intere generazioni, amava questa terra e la sua gente. Una storia d'amore inaugurata al suo primo concerto a Bagheria nel 78, proseguita sui palchi di Siracusa, Catania e Palermo, consacrata dalle indimenticabili notti al Teatro Antico di Taormina. A Palermo, durante un incontro con gli studenti del conservatorio, aveva descritto la Sicilia come una terra generosa, calda e piena di amicizia. Lunga e diritta, correva la strada, auto veloce correva, la dolce estate. Negli anni 70 i suoi versi sono diventati veri e propri inni collettivi di una generazione che voleva cambiare la società. Forte la mano, teneva il volante, forte il motore, cantava, non lo sapevi che c'era l'amore, quel giorno che ti aspettava. Nel 2012 l'addio alle scene musicali per dedicarsi interamente alla scrittura, ma il suo repertorio non ha mai smesso di risuonare. A mantenerlo vivo ci hanno pensato i suoi musicisti storici, continuando a portare in tour anche tra le piazze siciliane le sue canzoni più amate, proprio come è accaduto lo scorso anno ad Acireale. La fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia, la fiaccola dell'anarchia. Ad un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, Militello Val di Catania, è stato presentato il volume curato e pubblicato da Repubblica che celebra la carriera del celebre conduttore. Salvo Cona. Ad un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo, Militello in Val di Catania ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri e indimenticabili. Il chiostro dell'ex monastero dei Benedettini ha ospitato la presentazione del libro E riecco a voi, un anno senza Pippo Baudo, curato e pubblicato dalla Repubblica. L'iniziativa è stata promossa dal comune di Militello come occasione di memoria collettiva verso un cittadino indimenticabile conduttore. Un uomo che ha dato un contributo alla crescita dell'Italia dal punto di vista culturale, con una visione laica, pur essendo un cattolico democratico e avendo rispetto della Costituzione. Ha dato un'identità agli italiani e io credo che questo sia stato molto importante. Noi abbiamo fatto un bel murale, però contiamo di fare anche altro in sinergia con la famiglia. Il volume, realizzato dalla Repubblica, ripercorre i momenti salienti, le intuizioni e i trionfi di una carriera straordinaria che ha segnato la storia della televisione italiana. Una testimonianza di garbo, di professionalità, di cultura, di comunicazione e anche di impegno politico e civile, ed è questo che in qualche modo cerchiamo di trasmettere, di riproporre con questo libro. L'appuntamento al chiostro dei Benedettini è stata l'occasione ideale per riscoprire il forte legame tra il celebre conduttore e la sua terra natia, celebrando con sincero affetto colui che ha accompagnato intere generazioni di italiani. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo tra poco con la pagina sportiva per raccontarvi l'allenamento del Catania, il ritiro a Norcia e poi parleremo del nuovo acquisto del Palermo, Strefezza. A tra poco.
Passiamo al calcio, il Catania a Norcia lavora in vista del match di Vicenza di sabato con una certezza, la difesa a 4, in gruppo anche il nuovo acquisto Perrotta. Sentiamo Marco Carli. Solo sedute mattutine prettamente tattiche, quella già svolta e quella fissata per la mattinata di venerdì. Sarà l'ultima prima della partenza per Vicenza e rappresenterà anche la fine del proficuo lavoro in terra umbra. Dopo la partita di Coppa Italia, infatti, il Catania tornerà a faticare in sede. Longo, come i giocatori e la società molto colpito per la morte del piccolo tifoso Nicolò, continua a lavorare per far assimilare i suoi principi tattici, fatti di una certezza assoluta, la difesa a 4. Poi 3 centrocampisti e 3 giocatori offensivi con 2 esterni e una punta centrale. L'alternativa è il 4-2-3-1. Insomma, i sistemi che più di tutti hanno rappresentato Longo nelle ultime stagioni. A Vicenza, Ierardi e Allegretto dovrebbero agire al centro della difesa. Sicuro Corbari, che come previsto in un centrocampo a 3 può dare molto di più e sta facendo vedere di poter essere quello di Entella. In avanti, probabile l'impiego in avvio di Lunetta e Cicerelli. In ritiro, dal pomeriggio di mercoledì c'è Perrotta, per cui è arrivata l'ufficializzazione, confermato un anno di contratto più l'opzione per il secondo, per un giocatore che porta in dote le caratteristiche che servono per la difesa di Longo. A Vicenza ci sarà anche lui fra i disponibili, qualche passo avanti anche per Di Gennaro, per cui si attende, anche alla luce del mercato, di arrivare al pieno e totale recupero. A proposito di mercato, i contatti con l'entourage di Rocchetti e con la Cremonese continuano per definire i termini di un accordo, in attesa di Noia, che dovrebbe sistemarsi presto altrove. Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo ed è già in volo per raggiungere i suoi compagni in Australia. Sentiamo Marco Gullà. Adesso è ufficiale, Gabriel Strefezza è un nuovo calciatore del Palermo. Il club rosanero ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo dell'esterno offensivo brasiliano dall'Olympiacos, mettendo a segno uno dei colpi più importanti dell'intero mercato di Serie B. Strefezza è pronto a raggiungere i nuovi compagni in Australia, a Perth, dove il Palermo è impegnato nella tournée estiva. Il classe 1997 arriva per colmare una delle principali lacune della rosa, quella dell'esterno destro d'attacco. Domani per il rosanero amichevole contro il Melbourne City iniziano le prove generali in vista dell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Lecce del 17 agosto al Barbera. Insomma, in questo momento ancora di preparazione, anche se fra 12 giorni avremo la prima partita ufficiale e bisogna cercare di mettere minuti nelle gambe. Avremo 2 amichevoli molto belle da cercare di fare al meglio per poi preparare bene, insomma, le 2 partite del 17 e del 23 che ci aspettano nel nostro stadio. Mercato in uscita, il futuro di Jacopo Segre è ancora incerto. Il Verona avrebbe messo sul tavolo una prima proposta da 750.000 euro per il centrocampista rosanero, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2027. Al momento non risultano contatti diretti tra le 2 società. A muoversi soprattutto è l'agente di Segre, al lavoro per avvicinare le parti. Ancora tutto in stand-by invece per Brunori, il suo ingaggio allontana le pretendenti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.